Oggi in prefettura riunione interprovinciale del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, previsti controlli rigidissimi. Ultimatum dei 5 Stelle al PD, Savarino deputato uscente rilancia la sua candidatura con Fratelli d'Italia. Un vaccino contro le nuove varianti arriverà probabilmente ad ottobre, ma intanto è utile sottoporsi alla quarta dose. Incendio doloso alla villa comunale di Canicattì, sfregiata la porta d'Europa di Lampedusa, vandali in azione. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Riunione stamani in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Per Ferragosto controlli serrati in provincia, niente falò, accampamenti e fuochi d'artificio, e sulle strade etilometri per il controllo e il contrasto alla guida in stato di ebbrezza. C'è il servizio. Riunione stamane in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, del Sindaco di Agrigento, del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale, dei comandanti della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale di Agrigento e della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e dei rappresentanti dell'Esercito e della Protezione Civile. Nel corso della riunione presieduta dal prefetto sono stati definiti i servizi di vigilanza e controllo del territorio nei giorni 13, 14 e 15 agosto e segnatamente nelle notti tra sabato, domenica e lunedì, con particolare riferimento alla località balneare di San Leone, meta di cittadini del capoluogo, dei comuni della provincia e di molti turisti. Attenti servizi di specifica competenza saranno svolti dalla Polizia Stradale nelle principali arterie di comunicazione, con l'impiego dei dispositivi di rilevazione della velocità e degli etilometri per il controllo e il contrasto della guida in stato di ebbrezza. Anche in relazione a disposizioni regionali e all'adozione da parte del Sindaco di Agrigento di un'ordinanza che vieta i bivacchi e gli attendamenti nelle spiagge, nonché l'accensione di falò e fuochi d'artificio, si è concordato che i servizi saranno svolti anche a piedi lungo la spiaggia e nell'area della località balneare, con la finalità di contrastare il verificarsi di tali comportamenti da parte dei cittadini. Specifici servizi saranno svolti anche nel centro storico, con personale a piedi e a bordo delle autovetture. All'importante dispositivo di vigilanza parteciperà personale della Forza di Polizia, della Forza di Polizia locale e provinciale, dell'Esercito, della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, che interverranno anche con motovedette che sorveglieranno il litorale. Saranno operativi anche gruppi di volontari. Analoghi servizi sono previsti in tutto il territorio rivierasco e negli altri comuni della provincia interessati dalla presenza di turisti e villeggianti, dove saranno intensificati i dispositivi di vigilanza. Tutti i partecipanti hanno assicurato il pieno concorso nelle attività richieste e il prefetto, nel sottolineare l'interesse collettivo al rispetto delle regole, invita tutti alla massima attenzione e sensibilizzazione affinché le legittime attività di svago si svolgano senza rischi per la pubblica e privata incolumità. Regionali, ultimatum del Movimento 5 Stelle al PD. Accetti 9 punti o sarà rottura. Caterina Chinnici, l'europarlamentare del PD che ha vinto le primarie della coalizione progressista in Sicilia per la corsa alla presidenza della regione, ha ricevuto un ultimatum da parte dei 5 Stelle che a quelle primarie avevano partecipato e oggi avvertono che potrebbero correre da soli. Possiamo andare avanti assieme, ma solo a patto che sui temi siciliani ci sia un impegno ferreo da parte di Caterina Chinnici e degli alleati, e questo in sintesi il verdetto dell'assemblea regionale tenuta ieri dal Movimento 5 Stelle Sicilia a Palermo, che ha visto l'intervento dell'ex premier del Consiglio Giuseppe Conti. La coalizione col PD, se resterà in piedi, dipende da una ferrata convergenza sui temi sui quali non arretreremmo di 1 centimetro, ha detto il referente siciliano del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola. Per questo chiederemo subito un incontro urgente con Caterina Chinnici e con le altre forze della coalizione del Fronte Progressista, 100 Passi, Articolo 1, Sinistra Italiana, Verdi e Partito Socialista. Porteremo sul tavolo 9 temi siciliani e se diranno di no solo ad uno di questi, allora saremo pronti a rompere l'alleanza e ad andare avanti da soli. Il deputato regionale Giusy Savarino si ricandida, questa volta si presenta agli elettori nella lista di Fratelli d'Italia. Vediamo.
Ci sarà un suo impegno alle prossime candidature? Lei sarà in lista con il partito della Meloni, Fratelli d'Italia? Sì, diventerà bellissima. Ha chiuso un accordo con Fratelli d'Italia, per cui abbiamo tutti aderito a Fratelli d'Italia, e devo dire che questa è una scelta che convintamente abbiamo fatto tutti, perché mentre negli anni scorsi avevamo la voglia di costruire una nostra classe dirigente sul territorio, e devo dire che ci siamo riusciti perché abbiamo una cinquantina di sindaci, centinaia di consiglieri comunali, pensate soltanto 102 sono donne, le donne elette. Quindi una bella classe dirigente di giovani, di gente appassionata, di donne, e abbiamo anche capito nel corso degli anni che senza un collegamento con un partito nazionale forte è difficile dare voce alle nostre istanze. Noi abbiamo bisogno che a Roma ci sia qualcuno che continui alcune nostre opere. Faccio degli esempi: noi abbiamo apprezzato per esempio moltissimo la battaglia di Giorgia Meloni sul reato universale dell'utero in affitto, lo dico da donna, lo dico da cattolica, come abbiamo apprezzato la battaglia che è stata fatta a sostegno delle imprese balneari, che in Sicilia sono imprese familiari, per evitare che queste vengano messe nel bando europeo e arrivino dalla Finlandia, dalla Svezia, dalla Germania a occupare le nostre spiagge, quando invece adesso sono gestite da imprese con la loro famiglia, piccole imprese locali. Ecco, sono tante, quindi non potevamo farla da sola, perché io avevo seguito i balneari, ma ci siamo poi dovuti fermare rispetto a una normativa nazionale. Quindi siamo felici di ritrovarci in questa scelta di Fratelli d'Italia, anche perché Giorgia Meloni sta costruendo qualcosa che va ben oltre la classica destra, ma è un partito conservatore più inclusivo, ma anche che vuole tutelare la storia, la nostra storia. Io ho fatto delle battaglie sulle radici cristiane nello Statuto siciliano, quindi perché ci si muova sul solco delle nostre radici cristiane, ma che sappia anche guardare lontano con una classe dirigente giovane. Quindi siamo veramente orgogliosi e felici di questa scelta di Fratelli d'Italia, per cui io sarò candidata nel collegio di Agrigento nella lista di Fratelli d'Italia. A Palazzo Zanca il sindaco di Messina, Federico Basile, ha illustrato lo spirito e gli obiettivi della conferenza programmatica Rilancia Messina. C'è il servizio. Basile, come si rilancia la città? Quali sono i punti più importanti del vostro programma di rilancio? Si rilancia sicuramente partendo da qua, dal dialogo, dal confronto, dalla proposizione di idee di un dibattito che stiamo aprendo oggi e che continuerà chiaramente, magari con tavoli tematici, in relazione a quelli che sono i punti importanti della città. Stiamo lavorando già da anni, questo lo sapete, sul nodo infrastrutturale, sulle grandi opere, stiamo lavorando sul comparto del turismo, abbiamo lanciato a dicembre 2021 Messina città della musica e degli eventi, quindi ci sono tante cose in ballo. Questo è un momento secondo me molto importante, perché l'ho sempre detto che la linea di dialogo e di confronto è fondamentale. Da qua stiamo partendo, presenteremo agli addetti ai lavori, stakeholders, come si dice in inglese, e quelle che sono le linee programmatiche che fanno parte del programma elettorale, e poi da là vedremo di capire insieme se queste linee possono veramente far rilanciare la città per come merita. Il porto di Tre Mestieri, che novità ci sono? È l'emergenza dell'emergenza in questo momento? Il porto dei Tre Mestieri, avete visto che c'è stata questa azione che è stata fatta proprio perché non possiamo più permettere di rallentare un'opera che da oltre 10 anni si attende il suo completamento. Stiamo capendo come muoverci. Io mi auguro veramente che anche questa faccia parte della strategia di rilancio sinergica. Devo dire che alcune sigle sindacali avevano acceso i riflettori, e oggi siamo ad affrontare un problema che deve essere risolto, perché nella mia immagine di città entro il mandato questo porto deve essere completato. Recessione? Vedremo, probabile, però vedremo. Tornando all'incontro di oggi, cosa c'è di nuovo sostanzialmente, visto che il rilancio della città è un tema ovviamente vecchio, discusso, ridiscusso e quasi mai attuato, diciamo. Perché dovrebbe essere diverso stavolta? Deve essere diverso perché io ho sentito parlare di Messina 2020 quando ero consigliere di circoscrizione. Siamo nel 2022. Abbiamo affrontato una crisi pandemica ma anche economica di questa città, che vede comunque con la rimodulazione del piano di riequilibrio riparare tante risorse. Sono convinto che già le azioni che abbiamo posto in essere stanno avendo i loro frutti, e questo lo vedete giornalmente, quindi è il momento in cui il Comune ha un assetto amministrativo ed economico che gli consente di fare molti passi in avanti. Un vaccino contro le nuove varianti Covid arriverà probabilmente ad ottobre, ma intanto è utile sottoporsi alla quarta dose. L'appello arriva da Renato Costa, commissario Covid a Palermo. Vediamo. Sì, il Covid c'è, siamo in una condizione in cui il virus sicuramente ha diminuito la sua corsa,
viaggia più piano, si diffonde con una minore virulenza, però noi trattiamo comunque a Palermo 500 nuovi positivi al giorno, che sono i dichiarati. Noi stimiamo che questi 500 in realtà sono 1500, perché la maggior parte di questi nuovi positivi non si dichiara, soprattutto se sono asintomatici. Si dichiarano solo quelli che hanno la necessità di una visita domiciliare, che noi andiamo a fare, o di aver attivato la terapia antivirale, quindi è necessario che siano registrati per poter attivare la terapia antivirale. E soprattutto devo dire i nostri ospedali non si svuotano, perlomeno a Palermo si svuotano veramente con difficoltà. Le rianimazioni non sono mai state sotto pressione e anche adesso c'è un buon margine di posti nelle rianimazioni, i posti letto ordinari non si svuotano e soprattutto non si svuotano in considerazione anche del fatto che noi in Sicilia abbiamo istituito il meccanismo con nuvole e bolle, cioè il soggetto positivo che si trova in un altro ospedale, se c'è un cluster in un ospedale che non è un ospedale Covid, viene trattato nello stesso ospedale con degli accorgimenti particolari. Noi abbiamo fatto in modo che però vengano trattati nello stesso ospedale e senza questo il carico negli ospedali come sarebbe? Io ricordo soltanto che noi abbiamo trattato fino a questo momento quasi 1800 pazienti domiciliari con farmaci antivirali a casa. Se solo il 20% di questi pazienti, nessuno di questi si è mai ospedalizzato, se solo il 20% avesse avuto necessità di ricovero, significa che noi avremmo dovuto ricoverare a Palermo altre 200-300 persone e onestamente avremmo avuto qualche difficoltà nel farlo. Sei un po' preoccupato però in vista anche del post-estate, quando il virus tornerà a circolare ancora di più? Sono molto preoccupato perché in questo momento in cui noi viaggiamo con un virus che sta sotto traccia e comunque abbiamo questi numeri, 500 contagi al giorno, facciamo sempre 5.000 tamponi in tutta la città metropolitana di Palermo al giorno e abbiamo un numero di positivi, anche stamattina già abbiamo evidenziato fino a questo momento almeno 200 positivi. L'anno scorso più o meno di questo tempo festeggiavamo 0 positivi al drive ed eravamo in una condizione in cui per la prima volta dicevamo abbiamo avuto 0 positivi al drive da quando è aperto. Cioè su 1.800.000 tamponi che abbiamo fatto siamo arrivati a 0 positivi. Noi quest'anno questo non l'abbiamo mai potuto dire. Quando ne abbiamo pochi vuol dire che ne abbiamo 200, 300, solo nei nostri drive. Cosa succederà in autunno secondo te, continuando così? Ma noi avremo questo mese di agosto che sta andando verso una calma che continuerà secondo me fino a metà settembre. L'autunno che ci aspetta avrà 2 elementi che sono imponderabili: la ripresa delle attività scolastiche, l'inizio della circolazione dell'influenza e speriamo che a questo non si aggiunga il fatto che il virus decide di avere una ulteriore ritrovata vigore e circolare con maggiore possibilità, perché se questo avviene noi ci troveremo in una condizione veramente complicata in cui noi a ottobre, quando dovremo affrontare le nostre scadenze elettorali, potremmo trovarci con una nuova ondata e avremo anche difficoltà dal punto di vista normativo a dover affrontare questa situazione. Ennesimo incendio doloso la scorsa notte a Canicattì, questa volta ad essere presa di mira è stata la villa comunale. Lo rende noto il sindaco Vincenzo Corbo, che spiega: recandomi sul posto alle ore 1:45 ho immediatamente allertato i vigili del fuoco che hanno prontamente domato l'incendio limitandone i danni. Stamani ho organizzato una profonda pulizia per rendere il nostro polmone verde fruibile fin da subito, conclude il primo cittadino. Nessun dubbio sulle origini dolose del rogo che si è sviluppato su 8 alberi, i cui rami cadono al suolo e hanno bruciato anche una panchina. La Porta d'Europa di Lampedusa, simbolo dell'immigrazione e delle numerose stragi di migranti, è stata danneggiata dai vandali. I decori collocati sulla struttura sono stati sradicati e scaraventati a distanza. A più riprese i vandali sono tornati ad accanirsi contro quello che è diventato uno dei simboli dell'isola. Realizzata dall'artista della transavanguardia Mimmo Palladino, l'opera è collocata nel punto più a sud
d'Europa per ricordare i tanti migranti morti e dispersi nel Mediterraneo. Provvederemo quanto prima, ha detto l'eurodeputato Pietro Bartolo, a fare sistemare tutto quello che è stato sradicato, ma sono episodi questi che lasciano l'amaro in bocca. Dice Totò Martello, ex sindaco e capogruppo PD al Consiglio Comunale, quando si semina odio e si incita all'intolleranza, questi sono i risultati. Purtroppo non è la prima volta che questo monumento viene preso di mira. Se certi personaggi continueranno con la loro propaganda elettorale, alimentando intolleranza e incitando a un'indefinita difesa dei confini, aggiunge, il risultato sarà quello di incitare gesti simili di cattiveria e vandalismo contro i simboli dell'accoglienza. Gran finale per la festa delle eccellenze siciliane in Europa. Arturo Cantella. Professore Arnone, serata conclusiva della quarta festa eccellenze italiane in Europa qui al Vicolo Quid, dove si degusterà con il professore Scandura un ottimo vino, il Grillo. Il Grillo della masseria Chianetta, che nasce a Favara come vitigno autoctono, importato dall'America, innestato da Barone Mendola, è diventato uno dei vini più importanti al mondo, strutturato, di gusto mineralizzato, ha una grandissima capacità di sgrassare la bocca. Carmelo Scandurra ci spiegherà per bene le qualità organolettiche di questo vino, ma soprattutto il vino come elemento unificante degli italiani all'estero. Tutto ciò ci consente di completare le 3 serate con la filiera del turismo di ritorno, i cibi del Made in Italy certificati e oggi il vino, che è la bevanda che collega tutti i popoli e rende una tavola più allegra. Un bilancio positivo quindi di questi 3 giorni, stamattina la deposizione di corone di fiori in memoria ai caduti di Marsinelli, insomma un evento che ha vinto la partecipazione di tante persone anche provenienti dall'estero. Questa sera ad esempio in questo bellissimo posto abbiamo la presenza di tantissimi emigrati, delle loro famiglie, dei loro parenti, un elemento che questo ci fa sentire forti per il prossimo anno, dove organizzeremo ancora la festa eccellenza italiana in Europa, perché la riteniamo che l'unità, l'aggregazione, la socialità, la cultura e il Made in Italy possono recuperare quei punti di PIL dell'economia isolana. Anche un momento importante, le targhe donate alle eccellenze, alla memoria, insomma tanta gente che si è distinta, emigrati all'estero. Abbiamo voluto distinguere e separare le targhe alla memoria di persone che non ci sono più, alla quale abbiamo riconosciuto la forza e la capacità di rappresentare in momenti anche difficili l'italianità all'estero, ma soprattutto le targhe alle eccellenze italiane in Europa date alle persone che all'estero hanno esaltato ciò che l'italiano, il siciliano, il favarese sa fare. Questo è elemento importante perché noi ci distinguiamo per il saper fare, ci sappiamo comportare, soprattutto abbiamo una grandissima opportunità di recuperare le radici e la storia delle tradizioni attraverso le gesta uniche di questi nostri amici, di questi nostri fratelli. Oggi serata conclusiva del quarta festa delle eccellenze italiane in Europa, qui al Vicolo Quid per concludere l'evento. Ecco, in che modo è il senso della sua presenza, professore? Il senso della mia presenza è quello di parlare di vigne degli emigrati, un connubio che è quello della Sicilia, dei siciliani nel mondo che hanno portato la viticoltura e con tanto sacrificio hanno diffuso quello che è la cultura del vino in giro nel mondo. Il connubio oggi, l'unione vera e propria di questo territorio che è un territorio unico. Ricordo sempre che la Sicilia ha delle particolarità eccezionali, innanzitutto per il territorio dell'Agrigentino è un territorio calcareo, zolfoso, gessoso, salino, un territorio dove esprime dei vini unici, dei vini che nel mondo possono essere riconosciuti proprio grazie a questo territorio e alla bontà di tanti vignaioli nella produzione del vino. Ecco, quanto è stata importante l'opera degli emigrati all'estero per conoscere
i nostri prodotti, i nostri cibi e fare in modo che il Made in Italy si espandesse sempre di più. Sicuramente gli emigrati hanno portato la cultura siciliana nel mondo, la Sicilia è fondamentalmente cibo e vino. Gli emigrati innanzitutto c'è un'emigrazione che è stata fondamentale, tutti gli emigrati siciliani è stata gente che si è integrata nel mondo, io penso all'Argentina, al Brasile, in America, in Australia, gente che si è integrata, quindi sono stati sempre siciliani, italiani ma siciliani con cui hanno portato le tradizioni e la cosa bella che forse il collegamento con la terra natia è molto più presente all'estero che noi che siamo in Sicilia, quindi è bello poter parlare in giro per il mondo e conoscere tanta gente che è legata a questo territorio. Cosa gusteremo stasera? Stasera gusteremo un vino dei vini del territorio, sicuramente il Grillo, dove tutto è partito, dove il barone Mendola, grazie a questa città, bensì già 280 anni fa, produceva un vino che è diventato il simbolo della sicilianità e quindi viva il Grillo, viva Favara e viva il barone Mendola. Il sindaco di Aragona presente a questa giornata finale conclusiva delle quarta festa delle eccellenze italiane in Europa. Tra l'altro ricordiamo che Aragona è proprio gemellata con una città belga che è Lumière. Sì, Aragona è gemellata con una città del Belgio che si chiama la Louvière, ci sono quasi 5.000 aragonesi, noi diciamo che è un comune che ci sono più emigrati che residenti, perché nel tempo si è creata questa voragine che Aragona è un paese minerario e quindi con la chiusura delle miniere molta gente è stata costretta a emigrare nelle miniere di carbone del Belgio, della Francia, della Germania. E quindi io partecipo con piacere a queste iniziative, sono delle iniziative importanti, il vino è una cosa che unisce a tutti. L'Italia, ma specialmente la Sicilia, ha delle eccellenze particolari come vino, il cosiddetto Nero d'Avola, il Grillo, che tra cose è una vite autoctona proprio favarese, che è stata prodotta dal Marchese Mendolia. Quindi noi partecipiamo con piacere e speriamo di ottenere, come dice il professor Arnone, un turismo di ritorno, ma anche avere i nostri concittadini di ritorno per poter, diciamo, ripopolare il nostro territorio che ahimè soffre e inizia a soffrire ancora di più negli ultimi tempi anche per un calo demografico, in quanto in tutti i paesi ci sono più morti che nascite e quindi dico, è importante fare questo, è importante fare sentire la vicinanza nostra ai nostri compaesani che si trovano all'estero e cercare di coinvolgerli in delle iniziative importanti per fare sentire la nostra vicinanza. Al Quid Vicolo Luna di Favara fa tappa il Wine Music Festival, il più grande al mondo, creato da Gio Castellano in giro per la Sicilia con la 20ª edizione del Blues Wine Soul Festival, un circuito di grandi eventi di musica internazionale, degustazione di eccellenti piatti e oltre 60 etichette di pregiati vini. Vediamo. Allora, siamo arrivati alla penultima serata, alla settima serata di questo primo giro del Blues Wine. Devo dire serate meravigliose, location sempre uniche, incredibili, siamo rimasti veramente entusiasti di tutte le location che abbiamo fatto quest'estate e che ancora continueremo a fare fino al prossimo settembre. Stiamo preparando, diciamo, l'approdo 2023 anche per tornare nelle altre location dello stivale italico, quindi ci siamo quasi, tra poco è tutto pronto, per ora ci godiamo queste ultime 2 serate del giro di agosto, poi ci saranno le 3 di appendice di settembre e poi gli awards come al solito a dicembre. Il successo è stato enorme per il mio brano Special Ordinary Unforgettable Love, l'acronimo di Soul Music, che è stato vissuto totalmente dal pubblico in ogni serata. In ogni serata è stato cantato da tutto il pubblico nonostante un mio brano nuovo, quindi siamo felici di vedere che tanti giovani, abbiamo avuto tanti, ricordo ancora le serate per esempio di Cefalù, di Contessa Entellina, dove veramente tantissimi giovani
grazie al vino, grazie ai posti e grazie alla musica, ma si sono avvicinati per la prima volta alla musica soul, al blues e ne hanno scoperto la grande bellezza. Quindi questa era la nostra mission e questa è la mission che continueremo a fare su delega dei grandi amici della Blues Foundation di Memphis. Quest'anno il maestro Gio Castellano ha voluto anche inserire degli oli, oltre al vino e alla buona musica. Noi siamo onorati di far parte e di aver avviato questa partnership con Blues and Wine. Blues and Wine Festival non è solo musica, non è solo vino, ma è cultura, buon cibo e divertimento. Ci sono dalle tradizionalità al polpo con le patate, al riso nero venere con la battuta di tonno e il cetriolo e la cipolla rossa, ci sarà la paella alla siciliana, le arancinette, le panelle, la caponata, tutti i piatti che comunque richiamano la nostra terra. 29° trofeo podistico Città di Ravanusa, 6 giri per un totale di quasi 6 km tra due ali di folla entusiasta. Vediamo. Sono stati circa 200 gli atleti al traguardo che hanno visto partecipare alla gara svoltasi a Ravanusa, il 29° trofeo podistico ACSI Città di Ravanusa, per una delle edizioni più partecipate e spettacolari degli ultimi anni, che ha ospitato per la prima volta anche lo staff della Federazione Provinciale della Federazione Italiana Medici dello Sport. Felici per l'epilogo di questa edizione e per lo spettacolo che hanno regalato agli atleti, ha affermato l'organizzatore dell'evento Giancarlo La Greca, che ha segnato la ripartenza definitiva del trofeo dopo il Covid. Adesso, conclude La Greca, cominciamo a pensare all'edizione numero 30 che dovrà essere davvero speciale. A vincere e scrivere il loro nome all'albo d'oro del tradizionale appuntamento di mezz'estate sono stati l'atleta del Burundi Bukuro Cosenza K42, vincitore quest'anno della classifica generale, compensata del Vivi Città tra gli uomini e Liliana Scibetta tra le donne. Al femminile altra vittoria netta, quella di Liliana Scibetta di Ravanusa, tra le più forti atlete master del panorama nazionale. Per lei il crono di 24 minuti e 31 secondi con un distacco netto di oltre 1 minuto e mezzo dall'inseguitrice. Felice per questo successo voluto e maturato a casa mia, non era facile, sto preparando la maratona di Chicago e le gambe erano un po' imballate, ma è andato tutto per il meglio, grazie al meraviglioso pubblico che è tornato a seguire il trofeo. Podio tutto italiano per il secondo posto di Vincenzo Miraglia, Atletica Canicattì, in 26 minuti e 3 secondi, e il terzo Laura Lalumia, Marathon Team Canicattì, in 27 minuti netti. Siamo alla 29esima edizione del trofeo podistico di Ravanusa, un impegno costante che si ripete anche quest'anno grazie alla ProSport, grazie all'impegno di Giancarlo, una grande presenza di atleti, una bellissima giornata di sport per la nostra città. Quando vince lo sport vincono i giovani, vince il futuro e quindi grazie ancora per questa giornata di sport che sicuramente si ripeterà anche nei prossimi anni. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Vivi il sport, restate ad Agrigento, si parte dal Seneto insieme ai calciatori dell'Akragas. Arturo Cantella. Cerimonia di inaugurazione oggi 9 agosto alle 17:30 allo Stadio Seneto per tutti gli sportivi e per le famiglie che potranno eseguire l'edizione Vivi Sport. Restate ad Agrigento, torneo di calcetto itinerante Primi Calci 2013-2014 e Pulcini 2011-2012 che si protrarrà fino al prossimo 10 settembre, organizzato dall'SD Mediterraneo con la SC, Associazione Sportive Confederata, e coinvolgerà più di un centinaio di giovanissimi in tutti i vari stati. Allo Stadio del Seneto è tutto pronto per l'evento che vedrà la partecipazione anche dei componenti della squadra dell'Akragas. Nel ricco panorama delle attività promosse dal Comune di Agrigento in cartellone estivo è stata inserita la manifestazione Vivi Sport Restate ad Agrigento. Si tratta di un'interessante manifestazione sportiva dedicata ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e 11 anni, suddivisi per biennio 2011, 2012, 2013 e 2014, i quali svolgeranno 2 tornei di calcetto itineranti che interesseranno tutti i quartieri di Agrigento
e verranno svolte le attività negli impianti sportivi comunali messi a disposizione per la realizzazione della manifestazione. Ci tengo a precisare che verranno interessati tutti i quartieri, non solo quelli centrali ma anche quelli periferici delle frazioni. La manifestazione Vivi Sport L'estate ad Agrigento è stata proposta dall'Associazione Mediterranea dell'amico Giuseppe Navarra, il quale mi ha invitato a collaborare alla realizzazione dell'evento per seguirne anche l'aspetto tecnico come ente di promozione sportiva SC che io rappresento per il comune di Agrigento. E subito da parte nostra di SC c'è stato un entusiasmo a raccogliere l'iniziativa perché la manifestazione, il significato della manifestazione si incarna pienamente con quella che è la nostra mission di promozione dello sport con i suoi valori positivi sani, dedicati soprattutto ai ragazzi che li accompagna nella loro crescita e nella loro formazione. Questa manifestazione ha visto pure subito l'interesse e la condivisione da parte degli organi e degli enti preposti alla realizzazione del cartellone delle attività estive, perché hanno riscontrato una certa importanza nel valore proprio dell'iniziativa, soprattutto in un periodo in cui noi usciamo da una fase di pandemia che ha portato soprattutto i ragazzi a stare di più a casa, a fare meno movimento, meno attività sportiva e ad interagire meno tra di loro. Ecco che questa manifestazione riveste un valore aggiunto proprio per favorire e promuovere quella che è l'aggregazione, la coesione, lo stare assieme in luoghi sani, a coltivare interessi sani, promuovendo lo sport. Ci sarà un evento di presentazione, vi aspettiamo tutti, giorno 9 agosto, martedì alle 17:30 allo Stadio Seneto, dove l'evento verrà presentato alla stampa e ci sarà la consegna delle magliettine a tutti i bambini partecipanti. Sottolineo che l'evento è completamente gratuito e ci sarà la collaborazione dell'associazione Euroform che contribuirà alle attività ricreative sul posto nell'intrattenere i ragazzi, e nel contesto allo Stadio Seneto ci sarà anche la società sportiva dell'Agras con a capo il suo presidente, i quali si presteranno a giocare con i bambini. Per l'attenzione a questa manifestazione, che noi, sottolineo nuovamente, riteniamo di grande importanza, ringrazio per la sensibilità l'amministrazione comunale di Agrigento nella persona del sindaco, dell'assessore allo sport e turismo Costantino Ciulla, la sensibilità pure della regione con l'amico Calogero Pisano e l'interessamento anche del distretto turistico Valle dei Templi con l'amico Fabrizio Lagaipa. Quindi vi aspettiamo numerosi martedì 9 agosto alle 17:30 allo Stadio Seneto per regalarvi momenti di aggregazione, divertimento e sport e per farvi vivere con serenità questa bella manifestazione. Grazie. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.